Attraversando il tagliamento sul ponte di Brawlings e guardando verso la parete rocciosa del Monte Brancott, si può vedere la chiesetta di San Michele, ben individuabile anche grazie alla sua colorazione rossastra. Datata intorno al XIII secolo, la tradizione vuole che sia stata edificata sui resti di un tempio pagano di epoca longobarda. È facilmente raggiungibile attraverso un sentiero che parte dal paese di Brawlings e si inerpica sul Monte Brancott. Lungo il percorso si incontrano i resti del castello di Bragolino, che nel 1335 passò sotto la dominazione del conte di Gorizia, nemico del patriarcato di Aquileia. È per questo motivo che il 23 agosto 1336 il castello venne espugnato e distrutto dalle truppe del patriarca Bertrando di Aquileia. Il sentiero è ben indicato ed è facilmente praticabile. Alcuni tratti però è bene percorrerli con attenzione, soprattutto se ci sono bambini. Dopo 15-20 minuti a piedi e un dislivello di un centinaio di metri, si arriva sul naturale terrazzamento roccioso che fa da base alla chiesa e che offre una meravigliosa vista sulla valle del tagliamento. A seguito di un lungo periodo di abbandono e i danni subiti dal terremoto del 1928, nel 1929 la chiesetta è stata ristrutturata e consacrata in onore ai caduti della Grande Guerra. È uno dei pochi edifici di valore artistico e architettonico della zona che si sono salvati dalla violenza del terremoto del 1976. Nell'abside c'è un affresco della Santissima Trinità del XVI secolo e sulla parete un altro affresco risalente al XIII secolo e raffigurante San Michele intento a pesare con una bilancia le anime dei defunti. Il culto di San Michele conferma la derivazione longobarda della Chiesa. Questo popolo, infatti, si convertì al cristianesimo attribuendo a San Michele le virtù guerriere che prima venivano riconosciute al dio pagano Odino.